però mi è venuto in mente quando ha fatto mi hanno presentato quel bellissimo dono, quella bellissima rosa per mia moglie. E una delle domande che erano previste in questa conversazione in classe dice, ma qual è il suo idolo? Ora, più che pensare a idoli, io spesso penso, questo più si invecchia, più ci si pensa, a chi... Non sentite? Si sente? Viene in mente, ma devo qualcosa a qualcuno nella mia vita, per quel che sono diventato, per quel che ero, per tutto. E mi viene in mente, diciamo, tre gruppi di persone. Uno, io devo moltissimo ai miei genitori, non tanto, devo dire, dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista spirituale, psicologico, formativo, l'amore per il lavoro. Il fatto che bisogna lavorare è importantissimo, è parte della nostra esistenza. Il rispetto delle regole, ma anche una, diciamo, consapevolezza, qui non voglio parlare difficile, insomma, coscienza, sapere chi sei, che cosa ci stai a fare qui, cos'è che combini, te lo devi chiedere tutti i giorni, cos'è che ho fatto oggi. Ecco, questo sono un po' delle cose che vengono dalla mia famiglia di origine. Poi ho avuto degli insegnanti straordinari. Ho avuto degli insegnanti straordinari a scuola, degli insegnanti straordinari all'università e anche dopo, negli studi successivi che ho fatto in America e anche in Italia. Gli insegnanti, quanti insegnanti bravi ci siano, la gente non lo capisce, lo ignora, ma sono tanti e bravissimi. E in un certo senso voi li avete davanti, come ha detto il Presidente Zaia prima, sono veramente quelle persone che non solo si sacrificano, perché il sacrificio ha l'idea di una persona che è triste e che deve fare qualcosa perché lo deve fare, ma si divertono a stare con voi e sono coloro che vi danno l'inizio, i primi messaggi della vita, sono coloro che vi dicono ma tu che hai fatto? Sono coloro che vi aiutano a trovare e qui parlo un po' difficile, la consapevolezza di voi stessi. E gran parte di loro lo fanno col sorriso. Questo è. Diciamo, ma poi per tornare alla rosa, la terza persona più importante a cui ovviamente devo gran parte di quel che ho fatto negli ultimi 40-50 anni è mia moglie. E ogni tanto, diciamo, mi viene in mente alla quantità di fesserie che avrei fatto se non ci fosse stata lei e anche alla capacità, come dire, di capire il momento psicologico che io ne ho attraversati tanti nella mia vita, insomma, e poi la famiglia che si è creata, i figli, i nipoti della vostra età, quindi è tutta una, come dire, una storia bella che si centra su di lei. Quindi un applauso per lei. La canzone è stata bellissima, veramente bella. La pace, la libertà, la democrazia, la pari dignità, come diceva il Presidente Zaia prima, questo è uno Stato dove si curano tutti, non ci sono differenze. Insomma, naturalmente sono dei valori e noi facciamo di tutto perché questi valori siano verificati nella realtà, perché spesso uno dice delle parole che poi però non hanno riscontro nei fatti e quindi, ecco, quello è uno dei
come dire, dei doveri che abbiamo tutti noi, cercare di far sì che alle parole corrispondano i fatti, che alla Costituzione, alle parole della Costituzione, che sono bellissime, le parole della vostra canzone, corrispondano ai fatti. È una cosa complessivamente semplice a capirsi, non è molto difficile, però richiede una partecipazione